Buongiorno, riprendiamo i lavori e ascoltiamo i saluti del prorettore, il professore Giampaolo Frezza. Grazie, buongiorno, un cordiale saluto a tutti i presenti e permettetemi di ringraziare gli autorevoli relatori di questa seconda sessione del convegno, i tanti partner di questa iniziativa che non starò qui ad elencare per economia di esposizione, ma permettetemi di ringraziare in modo particolare il mio amico e collega Vincenzo Schirrica per l'organizzazione di questo convegno, davvero importante, che segna un momento altrettanto importante e determinante nella fondazione del nuovo corso di laurea in formazione primaria, l'M85 bis, di cui egli, l'amico Schirrica, è presidente di corso di studio e quindi il vero mentore. Io sono un giurista e quindi nel fare questo saluto ho preferito scrivere degli appunti, innanzitutto per stare nei tempi e in secondo luogo per evitare di dire cose che magari non sono immediatamente congeniali alla mia formazione di professore di diritto civile. Credo però che l'obiettivo di questo convegno sarà certamente emerso ieri, è quello e sarà quello di approfondire il contributo di Danilo Dolci alla storia del Paese con un riferimento specifico alle prospettive analitiche delle scienze umane e sociali, alla tradizione del meridionalismo attivo e all'educazione. Dolci, credo di non poter essere smentito in questo, è protagonista di una stagione di intenso confronto, come dicevamo, fra le scienze umane e sociali, del superamento dell'idea secondo cui nessun sapere specialistico è autosufficiente, dell'idea del dialogo. È colui che ha evidenziato l'importanza della conoscenza del territorio e che ha messo in rete fermenti associativi antichi ma anche nuovi, dall'ambito delle esperienze religiose non conformiste alla migliore eredità del meridionalismo attivo risorgimentale. È colui che ha contribuito ad alimentare l'idea dell'inchiesta sociale come strumento di conoscenza e di cambiamento, ma soprattutto volto ad accreditare la non violenza nel contesto delle tecniche di mobilitazione collettiva, collegando l'arena pacifista italiana con scenari decisamente più ampi. Ha contribuito ancora a creare presupposti per l'azione della società civile organizzata ed è entrato in dialogo con un sapere olistico e transdisciplinare nato intorno alle città e ha lasciato una preziosa eredità pedagogica. Ne rendono testimonianza di questo che io ho voluto soltanto pennellare, oltre alle relazioni che avete ascoltato ieri, quelle che ascolteremo oggi, stamattina, ma anche oggi pomeriggio, attraverso i seminari che coinvolgeranno oltre 200 iscritti, nati dall'impegno convergente e generoso di scuole, organizzazioni del territorio e università. Un interesse vivo anche nel campo delle discipline giuridiche, e qui entro un po' più nel mio ambito, come testimonierà un altro convegno che si svolgerà a febbraio, quindi di qui a poco, non a Palermo, ma presso la sede romana della LUMSA, in cui la figura di Danilo Dolci sarà al centro di un seminario fra esperti di diritto. Allora vi ringrazio davvero e vi auguro una proficua partecipazione a questo davvero importante convegno. Buona giornata. Sono molto felice e per questo ringrazio dell'invito il collega ed amico Vincenzo Schirrica di partecipare a questo convegno che ha l'obiettivo, come ci è stato detto, di restituire una figura, immagine di Danilo Dolci meno frammentaria e più unitaria e organica, come unitario e organico deve essere il sapere. Ieri mi permetto di fare un brevissimo punto. Abbiamo parlato dello sfondo e del contesto dell'opera dove si è svolta l'opera di Danilo Dolci, a partire dall'approvazione dello Statuto Speciale in Sicilia e lo sviluppo tra luce ed ombre, tra sviluppo e miseria. Della storiografia su Danilo Dolci, ad oggi più di 1400 titoli, ovviamente con valore diverso, 500 negli ultimi 20 anni. Della questione dell'esistenza o meno di una sociologia dolciana
e la risposta è stata positiva, anzi di una necessità di una sociologia pubblica come quella oggi, di una sociologia pubblica come quella praticata da Danilo Dolci, del Centro di Educazione Sanitaria e Alimentare della popolazione di Partinico e dei suoi rapporti col centro studi come parte integrante di un'educazione alla vita democratica, del riordino delle carte iniziato nel 2023 dell'archivio Danilo Dolci, un archivio, come ci è stato detto, il cui soggetto produttore non è una singola persona, ma è uno sforzo collettivo. Bene, senza altro aggiungere, adesso do la parola al primo relatore e se sono felice di partecipare, sono un po' meno felice di dover controllare il tempo, di fare il controllore del tempo, ma lo richiedono i ritmi del nostro convegno, i ritmi rapidi del nostro convegno, quindi chiedo a tutti di mantenersi nei 20 minuti previsti e do la parola a Marco Gatto, il cui titolo della relazione è Scotellaro e l'inchiesta sul mondo popolare subalterno nei primi anni 50. Grazie molto e buongiorno a tutti, ringrazio dell'invito l'amico Vincenzo Schirripa e tutti voi. Allora, io mi occuperò di un'endiade in realtà, quella Scotellaro Dolci, che ha nutrito un certo immaginario nella cultura italiana già sul fine degli anni 50 per merito di alcuni intellettuali che l'hanno segnalata, anzitutto Carlo Levi, che in un articolo su Comunità del 61 appunto istituiva questo parallelismo, lo cita Marco Grifo nel suo bel libro su Dolci. Sarebbero molte peraltro le esperienze individuali e collettive da menzionare in questo senso, cioè di intellettuali prossimi alle classi popolari, dalla letteratura fino al cinema. Mi limito a segnalare quella di Ernesto De Martino, etnologo, che già a partire dal 1949, cioè prima di avviare le famose spedizioni in Lucania, in un articolo apparso su Società parlava di irruzione delle masse nella storia e soprattutto di mondo popolare subalterno, beneficiando di un aggettivo subalterno che gli veniva dalla fresca lettura di Gramsci. I quaderni che oggi conosciamo nell'edizione Gerratana del 75 iniziano a essere pubblicati proprio in quegli anni, a partire dal 48, per volere di Palmiro Togliatti. Ecco, anche per Rocco Scotellaro, questa figura ormai quasi mitica, un intero mondo subalterno, non solo quello contadino, in quel tempo sta per entrare in gioco, purché lo si consideri nella sua estrema e multiforme varietà. D'altra parte è la stessa biografia di Scotellaro, che accosteremo in un certo senso a quella di Dolci, soprattutto sul versante dell'inchiesta sociale, a dare il peso a questa multiformità, a prescindere da quella che è più che altro una mitologia, quella del poeta contadino. Infatti Scotellaro è figlio di un calzolaio, di una sarta, consegue però la maturità classica a Trento, dove vive una sua sorella, fa i primi esperimenti di scrittura sotto i 20 anni, poi scopre il socialismo anche grazie alla mediazione di Giovanni Gozzer, che incontra a Trento, e poi ritorna al suo paese, in Lucania, Tricarico, dove diventerà sindaco, il più giovane sindaco d'Italia nel 1946, dopo aver fondato la sezione del Partito Socialista nel piccolo comune lucano. Il resto poi è noto, i 2 mandati da sindaco, la parentesi del carcere, la persecuzione da parte della DC, un'attività poetica che si fa sempre più realistica, mimetica, e poi la morte prematura a 30 anni nel 1953, che sancisce anche, come dire, la nascita, lo sviluppo di un mito che è vivo negli intellettuali di quegli anni. Oggi però mi interessa soffermarmi soprattutto sullo Scotellaro degli ultimi 3 anni di vita, dal 1950 al 1953,
perché sono anni segnati dall'approdo all'inchiesta sociale, dalla formulazione di un nuovo modo di fare inchiesta sociale che sarà particolarmente vivo anche nelle inchieste di Dolci. Scotellaro approda a Portici sotto l'egida di Maglio Rossidoria e anche sotto l'egida di un sociologo importante che forse si ricorda sempre troppo poco, che è Gilberto Antonio Marselli. Rossidoria aveva conosciuto Scotellaro per la campagna elettorale per l'elezione dell'Assemblea Costituente. In quell'occasione Scotellaro incontra anche Levi e l'invito a Portici voleva offrire all'ormai ex sindaco la possibilità di coltivare i suoi interessi sociali. A Rossidoria veniva richiesto di dirigere il piano di sviluppo della Basilicata in quegli anni, patrocinato dalla Svimez, e affidò proprio a Scotellaro il compito di coordinare le relazioni e di compiere una prima ricerca sull'organizzazione del sistema scolastico in Lucania, che poi diventerà una ricerca sull'analfabetismo che verrà pubblicata purtroppo postuma nel 1954 sulla rivista Nord e Sud sotto il titolo Scuole di Basilicata. Già lì però vediamo un metodo sociologico nuovo che porterà poi alla stesura nell'ultimo anno della sua vita di Contadini del Sud, che è il testo che probabilmente lo accosta maggiormente a Danilo Dolci. Ora, questi sono anni molto interessanti per la Basilicata, perché la Basilicata diventa un oggetto di studio anche da parte di un'antropologia statunitense che studia la cosiddetta vergogna d'Italia, no? I sassi di Matera, e studia quella realtà contadina che però appunto è in continua evoluzione. E poi è la Basilicata di Ernesto De Martino, che guarda criticamente a quel tipo di antropologia applicata e invece inizia a ragionare proprio sulla necessità di emancipazione delle masse popolari subalterne, in una idea di emancipazione appunto che è assai gramsciana. Il De Martino di quegli anni è un intellettuale integrato, diciamo, all'interno del discorso gramsciano, anche se non molto integrato nel Partito Comunista, al quale comunque aveva aderito. Ad ogni modo, Rossidoria nel ricordare quegli anni mette in evidenza la lucidità con cui Scotellaro guardava al destino delle lotte contadine e anche al destino delle masse popolari, e soprattutto il modo critico insomma, col quale guardava anche alla riforma agraria, alla cosiddetta legge stralcio, che sul finire del 50 aveva dato appunto avvio alla riforma. Per Scotellaro, come ricorda Rossidoria, la riforma è del tutto insufficiente se non coglie il dato di emancipazione delle coscienze, e quindi potrà, così come una parte forse è accaduto nelle campagne meridionali, tramutarsi in nuove forme di individualismo. Di questo mondo popolare subalterno, dice Rossidoria, Scotellaro aveva già intuito non tanto il dramma della sua immobilità, per usare un termine leviano che viene da Cristo si è fermato a Eboli, quanto il dramma del mutamento. Né consapevole di questa visione lucida, cioè dell'idea che il mondo popolare subalterno, ancora di più la realtà contadina, fosse qualcosa di molto più complesso rispetto all'immagine un po' stereotipa, ecco, che se ne aveva nella pubblicistica, appunto, o il contadino ignorante o il contadino rivoluzionario. In realtà Scotellaro ha una visione molto diversa, e Vito La Terza lo comprende bene, lo capisce bene, tant'è che gli affida nel maggio del 53 l'incarico di scrivere un libro sui contadini del Sud e sulla loro cultura. Questo è un dato importante. Da qui nasce appunto quel Contadini del Sud, su cui brevemente, stando nei tempi, cercherò di soffermarmi, perché Contadini del Sud esce nella collana I Libri del Tempo di La Terza, la stessa presso la quale poi uscirà, come sapete, Banditi a Partinico,
ma fonda un vero e proprio genere, che è quello del racconto delle storie di vita. E il gesto scotellariano è quello di coinvolgere nel racconto della storia di vita l'intervistato direttamente, dargli voce, dargli anche la penna sostanzialmente. E quel libro, Contadini del Sud, accostato a Bandieri a Partinico, accostato alle pagine di Milano Correa, di Danilo Montaldi e Franco Alasia, accostato a un libro importante che è L'immigrazione meridionale a Torino, 1964, un po' più in là di Goffredo Fofi, costituisce un piccolo grande canone dell'inchiesta sociale di taglio anche narrativo che ha prodotto, insomma, a mio giudizio, risultati notevoli che andrebbero riconsiderati ancora oggi, insomma, nello studio di quella tradizione. Ora, lo sforzo analitico dei contadini del Sud, e perché questo sforzo si accosta in fondo alle inchieste di Danilo Dolci, è appunto lo sforzo in un certo senso anche mimetico di fondersi con l'osservato, con l'intervistato, secondo i canoni di una osservazione partecipata. È una bella espressione che viene utilizzata per definire da alcuni studiosi contadini del Sud. Scotellaro si imbatte, diciamo, in problemi di metodo. L'obiettivo è quello di dimostrare come il mondo contadino meridionale sia contrassegnato da spinte ideologiche le più diverse, che la cultura dei subalterni sia un ammasso di frammenti disorganizzati, ma frammenti molto interessanti che vanno verso direzioni che possono essere reazionarie, possono essere anche progressiste. L'espressione frammenti indigesti è un'espressione gramsciana che viene dal quaderno dedicato appunto al folklore. E nel formulare il metodo per poter dar conto, diciamo, di questa multiformità antropologica, appunto Scotellaro approda all'idea della storia di vita, che diventa il registro di Contadini del Sud, e allo stesso modo l'incontro dialogico e partecipato costituisce l'occasione concreta, diciamo, di questo stesso registro. Cioè l'approdo all'inchiesta, da intendersi appunto quale sintesi di scrittura, restituzione, testimonianza, militanza, prolunga sul piano della ricerca sociale un'istanza che poi in realtà Scotellaro coltivava anche sul versante letterario. La sua poesia, la sua prosa, la sua narrativa va proprio verso questo modo realistico mimetico. Per cui, diciamo così, questa istanza realistico-mimetica nell'inchiesta sociale diventa tesa a rappresentare il dialogo continuo con l'osservato attraverso un monologo interiore fitto e intricato, dove lui stesso può giungere ad assumere contemporaneamente i ruoli del protagonista della relazione, appunto anche dell'osservato nell'incontro, chiamiamolo etnografico. Sono parole di Vincenzo Padiglione, di un saggio del 1980. Contadini del Sud ha dato vita a un dibattito, come sappiamo, molto importante. Ora, qual è il punto a cui arrivare? È che nel racconto di queste storie di vita, Scotellaro coglie un dato politico, sociologico importante, cioè mostra come la possibile emancipazione del mondo popolare subalterno debba anche fare i conti con questa eterogenea realtà ideologica, perché i contadini del Sud rappresentati in quest'inchiesta si dimostrano esposti al conformismo dei ceti superiori, al paternalismo dei benestanti, non sono semplicemente fuori della storia, per usare un'espressione demartiniana. Semmai la loro marginalità consiste, per dirla con Alberto Mario Cirese, in un modo particolare di essere dentro la storia, che va appunto compreso, interrogato, perché è allegoria di un conflitto più ampio, di un conflitto appunto con le classi dominanti, come avrebbe detto Gramsci. Certo, nel selezionare soltanto alcune vite
esemplari secondo un principio tipologico. Forse Scotellaro ha operato in maniera relativistica, però ha riprodotto con tutta l'ingenuità, potremmo dire, dell'apprendista sociologo e con la provvisorietà di un'indagine a conti fatti incompiuta, ha riprodotto la frammentazione del campo sociale osservato, cioè ha restituito un mondo sociale non solo contadino, in generale più subalterno, molto più composito, molto più drammaticamente serio, ecco, molto più drammaticamente complesso rispetto a quello che si conosceva negli anni 50. Come spesso dice Goffredo Fofi, noi dobbiamo sempre considerare che nel 1950, negli anni 50, il paese non si conosceva. Era attraverso queste pagine che il paese entrava in rapporto con le geografie più lontane. Del sud si aveva per l'appunto un'immagine molto stereotipata. Quindi il compito di queste inchieste è anche quello di riportare all'attenzione reale, al dato reale, di cruda realtà, appunto un mondo che si conosceva soltanto attraverso rappresentazioni molto viziate. Chiron, il mezzadro fervente lettore dei Vangeli, Laurenzana, il coltivatore diretto di Tricarico, Michele Mulieri, forse il contadino del sud più noto, rivenditore di alimenti e di benzina, che viene sentito insieme a sua moglie, che istituisce una repubblica autonoma al bivio di Irsina perché contrario, diciamo così, ad un'idea di statalità allargata, si fa espressione nella sua confusione ideologica di un privatismo pressoché anarchico. Francesca Armento, la madre di Scotellaro, Cosimo Montefusco, un bufalaro, sono queste insomma le figure che Scotellaro interroga, a cui dà con un gesto diciamo rivoluzionario la parola in presa diretta, chiedendo loro di raccontare la propria storia di vita. Non c'è dubbio, come dicevo, che fra questi, grazie, Mulieri rappresenta diciamo, il caso umano e storico più emblematico, che d'altra parte ancora oggi non smette di interrogare gli studiosi per la sua irriducibile specificità e anche per la sua perdurante, tragica attualità, un po' un antesignano di un certo qualunquismo, di un certo populismo nostrano. Nel proporci un suo ritratto e nel restituisci la sua storia di vita, Scotellaro coglie insomma una individualità, per quanto bizzarra, che però ha anche una cifra storica, che è quella, come si diceva, di un sovversivismo antistatale, di una confusione ideologica che nasce però dall'aver tenuto lontane queste individualità, questi gruppi sociali dalla storia ufficiale. E così per le altre storie di vita che aprono diciamo, uno squarcio possibile di restituzione, ripeto, di un mondo subalterno che qui invece si vuole rappresentare in tutta la sua drammatica contraddizione. E valgono, credo che possano essere lette così anche molte delle pagine di Dolci, come una demitologizzazione del mondo subalterno, nello specifico del mondo contadino, se pensiamo a Scotellaro, in due direzioni, cioè uno svuotamento della mitologia del contadino analfabeta, del contadino che appunto restituisce solo e soltanto con passività il pensiero dominante, e dall'altra parte anche lo svuotamento di una certa idea rivoluzionaria, ribelle di contadino. In realtà Scotellaro ci restituisce appunto un mondo che è contrassegnato da spinte che vanno interrogate, che possono essere anche molto diverse, da zone grigie, ecco, per citare ancora una volta Fofi. Ma queste storie hanno il potere di sostituirsi ad una narrazione orientalistica, romantico-paternalistica delle elite culturali rispetto appunto al mondo subalterno, sostituiscono questa narrazione, diciamo così, stereotipata e consolidata con un'osservazione diretta della complessità meridionale e non potevano che scatenare un lungo dibattito tra gli schieramenti della sinistra e non solo della sinistra, che si erano anche resi colpevoli, mi riferisco soprattutto al PSI e al PC,
di una conoscenza ancora approssimativa della situazione sociale del Sud. Infatti queste inchieste, anche quelle di De Martino, quelle di Scotellaro, non sono in realtà subito accettate da un mondo politico che guarda appunto in maniera forse troppo relativa al mondo contadino. C'è da dire, chiudo così, che però forse oggi abbiamo anche l'occasione, seguendo alcuni esempi, di mostrare come questo modo di osservare, di partecipare direttamente all'osservazione e di restituirla in termini sociologici possa risultare utile per comprendere quanto accade, ad esempio, ancora oggi nelle campagne meridionali. La storia poi in un certo senso si riallaccia anche al presente. Non è un caso che proprio a Scotellaro, in fondo anche a Dolci, abbia guardato, mi piace citarlo, forse l'ultimo grande meridionalista che abbiamo avuto, quell'Alessandro Leogrande, che ha mostrato con le sue inchieste, scomparso come sapete a 40 anni nel 2017, come questo mondo contadino bracciantile, forse è meglio dire bracciantile, rispecchi tutte le contraddizioni e tutta la complessità di un mondo, quello nostro, appunto determinato in fondo da un rapporto conflittuale tra capitale e lavoro che oggi anche nelle campagne meridionali assume dei tratti spesso violenti o, come ci ha mostrato Leogrande, addirittura dei tratti schiavistici. Vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie. Io vi riporto i saluti e le scuse di Bruno Maida, il cui intervento era previsto appunto in mattinata, che per concomitanti impegni accademici non potrà essere con noi. Do subito la parola al secondo relatore, Pietro Polito, il titolo, con una relazione dal titolo L'incontro con Capitini e il pacifismo. Prego. Grazie. Il titolo e l'argomento di questa comunicazione è l'incontro tra Danilo Dolci e Aldo Capitini. Lo preciso perché sposta un po' dicevo il titolo e l'argomento di questa comunicazione è l'incontro tra Danilo Dolci e Aldo Capitini. Lo preciso perché è importante per rendere la prospettiva da cui mi sono posto accostato ai due autori. Quando si incontrano, lo dico per i ragazzi e le ragazze, l'incontro tra Aldo Capitini e Danilo Dolci, tra Danilo Dolci e Aldo Capitini, e l'incontro tra Danilo Dolci, che state cominciando a conoscere in queste giornate, e il filosofo italiano della non violenza. Aldo Capitini, la peculiarità di Aldo Capitini nella cultura italiana del Novecento è quello di avere introdotto nella nostra cultura questa idea, questa filosofia, questa visione che va sotto il nome di non violenza. È un'idea novecentesca, è un'idea che ha precedenti nella storia anche nei secoli passati, ma l'inventore, diciamo così, il teorico di questa idea è Gandhi. Quando si incontrano alla fine del 1952 Aldo Capitini e Danilo Dolci, sono separati da un quarto di secolo come età. Capitini ha superato i 50 anni, è nel pieno della maturità intellettuale e il suo impegno solitario e minoritario è diretto a introdurre la novità della non violenza nella cultura e nella società italiana del tempo, che era dominata da due opposte e paradossalmente convergenti chiese, da un lato la Chiesa cattolica, dall'altro la Chiesa comunista. Dolci non ha ancora 30 anni, ha vissuto e superato l'esperienza presso la comunità di Nomadelfia di Don Zeno Saltini ed è all'inizio del suo lavoro di innovazione sociale in Sicilia,
che assumerà, come vedrete nel prosieguo del convegno, un rilievo e un respiro nazionale e internazionale. Essi, Dolci e Capitini, costruendo attraverso un metodo reticolare, quindi orizzontale, di coinvolgimento di gruppi, persone, associazioni, hanno scritto alcune delle pagine più significative della storia della non violenza in Italia. Quando a Capitini, dopo i centri di orientamento sociale attivi nell'immediato dopoguerra fino al 1946, alcune di queste pagine sono i centri di orientamento religioso, la Marcia della Pace Perugia Assisi del 24 settembre 61, la Consulta per la Pace, la fondazione del Movimento Non Violento, la nascita delle riviste Azione Non Violenta e Il Potere di Tutti. Quando a Dolci i digiuni, i suoi numerosi digiuni, lo sciopero alla rovescia che egli sperimenta per la prima volta il 2 febbraio 1956, quando alcuni disoccupati della zona di Trappeto Partinico liberarono una vecchia strada resa intransitabile da ripetute frane, facendo riferimento all'articolo 4 della Costituzione che sancisce il diritto al lavoro. La campagna per la costruzione della diga sul fiume Iato e altre iniziative analoghe, l'impegno per l'obiezione di coscienza, le battaglie contro la criminalità organizzata e la cultura mafiosa, le attività intraprese in favore del pieno impiego. Adesso qui ho elencato prevalentemente quelle che le iniziative dolciane dei 15 anni capitiniani con Capitini. Accostandomi a queste due figure, diceva ieri Marco Grifo che bisogna collocare Dolci fuori dal mito, e fuori dal mito certamente va collocato anche Capitini, però credo che va detto e va trasmesso ai giovani che sono due figure luminose della nostra cultura civile. Certo, non vanno mitizzate, accostandomi come altre figure luminose, penso a Piero Gobetti, a Gramsci e così via, e vanno pensate e rivissute come tali, perché nella cultura, nella società hanno acceso una nuova luce, hanno illuminato la storia del paese in cui hanno operato e hanno illuminato anche le persone che hanno incontrato. Questo secondo me non è mito, questa è la cifra di questi personaggi che sono figure che secondo me vanno colte in quanto tali. Accostandomi a queste due figure luminose, mi sono proposto non tanto di seguire lo svolgersi di queste vicende che ho brevemente richiamato, quanto piuttosto di raccontare il legame che le ha unite. Che cosa ha unito queste due figure? Dal dicembre 52 al 19 ottobre del 68, e se così si può dire, di interpretarne la natura di questo legame, nella misura in cui è possibile entrare nel segreto di ogni coscienza. Questa quindi non è un intervento storico, diciamo, è un intervento neanche di teoria politica, che è poi la mia disciplina, ma è un intervento che si muove un po' sul piano della storia etico-politica, che adesso nessuno più pratica, o se si vuole anche della storia che potremmo chiamare personalistica, esistenziale, no? Che cerca di ragionare sui personaggi, sulle figure, cercando di, come dire, non tanto di restituire la biografia, ma restituire la personalità di Bobbio, di Capitini e così via. Per fare questa storia, le fonti che si possono utilizzare, certo, sono le opere, ma sono o le interviste, le conversazioni, quindi
che gli autori hanno rilasciato, e soprattutto i carteggi. Difatti la fonte principale del mio ragionamento è il carteggio tra Danilo Dolci e Capitini, che va appunto dall'ottobre del 52 alla morte di Capitini. È un volume che è stato curato egregiamente da Giuseppe Barone e Sandro Mazzi. Attraverso questo carteggio, le lettere che i due pressoché quotidianamente si scrivono, è possibile, o almeno provate a ricostruire l'inizio di questo percorso comune, poi lo svolgersi dell'incontro tra i due personaggi, che si muove tra Partinico e Perugia, tra Perugia e Partinico, poi l'epilogo che è l'ultimo anno, il 68, è l'anno della morte di Aldo Capitini, e il modo come Capitini vive la sua morte e Danilo insieme a lui. Di tutto questo io vi faccio completamente ammenda, nel senso che lo riassumo per sommi capi, e però poi vorrei concentrarmi su questa interpretazione della natura di questo legame, in un qualche modo indirettamente della personalità dei due autori. L'inizio è, siamo nell'ottobre del 52, Dolci è a Partinico Trappeto, sta digiunando nel letto di morte di un bambino morto per stenti. La notizia arriva ad Aldo Capitini, e Capitini è uno dei pochi che reagisce a questa prima azione clamorosa di Danilo. Dolci ha raccontato più volte questo episodio, anche Aldo Capitini, Danilo ha raccontato che mentre digiunava, la postina, la portalettere la chiama, arriva in una stanza fatiscente in cui lui digiuna con una lettera. Era una lettera che arrivava da Perugia, da uno sconosciuto, Aldo Capitini. In uno dei suoi libri più belli, Il poema umano, che è del 74, quindi dopo la morte di Capitini, Dolci scrive: dopo l'arrivo di questa lettera, poi l'ho incontrato in alto nella torre del comune a Perugia. La dimora del padre Campanaro, era impacciato a camminare, ma enormemente libero e attivo. Capitini viveva a Perugia, che quando il ragazzo è andato a Perugia è andato al Palazzo dei Priori, la terza o quarta stanza in alto, la stanza di Aldo Capitini. Richiamo l'attenzione su questa frase, poi l'ho incontrato, perché l'incontro, questo lo chiedo ad Amico in particolare, l'incontro mi pare è il metodo e lo scopo della relazione che Dolci e Capitini instaurano tra loro due e con gli altri, sul piano privato e su quello pubblico. Cosa significa incontrarsi? Non si tratta solo di dialogare, discutere, confrontarsi, rimanendo estranei gli uni agli altri. Occorre incontrarsi, che significa rinnovarsi, tramutarsi, questa era un'espressione di Aldo Capitini, gli uni negli altri, attraverso la testimonianza, l'apostolato, l'esempio, l'obiezione di coscienza, la non collaborazione, la non menzogna, l'azione non violenta, che sono tutti questi tratti della ricerca maieutica. L'esigenza, il desiderio, la volontà costante di incontrarsi è il tema dominante del carteggio, che è costellato dai numerosi incontri e dalle iniziative che ne sono derivate, che hanno segnato la vita, il pensiero e l'opera di entrambi. Continuo, costante, senza posa, e da parte di entrambi il tentativo di annullare la distanza geografica, che nell'Italia degli anni 50, Perugia e Partinico, era enorme, non era facile, diciamo così, e non c'erano i cellulari e così via.
che li separa, intensificando il dialogo epistolare, ricercando e non mancando ogni occasione di incontrarsi tra Partinico e Perugia e in occasione delle iniziative comuni organizzate in diverse località. Adesso di questa costellazione, di questa tensione all'incontro, vi darei solo alcuni esempi che vengono i primi da Dolci, i secondi da Capitini e poi dopo c'è la conclusione. Si può dire che nei 15 anni in cui i due amici sono legati, nella prima parte è più Dolci che cerca Capitini, mentre nella seconda parte è più Capitini che cerca Dolci. Io ho scritto quasi ne dipende, poi capiremo in che senso. Allora, 1955, 23 dicembre, Dolci, ho bisogno di molto lavoro silenzioso e molto silenzio, prima di parlare, altrimenti rinsecchisco. Sono felice al pensiero che potrò stare un poco con te. E cosa significa stare un po' con te? Questo vale anche per Capitini. Significa sgravarsi, rinnovarsi. In questi incontri i due amici si sgravano, si rinnovano, si tramutano, quello che descrivevo prima. Dolci, Partinico, 19 ottobre 57, mattina, alba. Carissimo Aldo, fuori è ancora scuro, passano i primi carretti e io ti sento più vicino, con la tua lettera sul tavolo. Ancora Dolci, 9 luglio 58 e mattina presto. Sono toni, io l'ho scritto, sono toni da innamorati. Tutti ancora dormono nella strada e come al solito mi è una gran gioia pensare a te e scriverti. Ancora Dolci, questo 5 novembre del 58, la tua fiducia ci costruisce. Capitini, 8 giugno del 63, che tu venga anche un sol giorno è sempre un piacere per rivederti e per lo scambio di idee. Tanto meglio se invece di uno ti trattieni più giorni. Ad ogni modo non mancare, è impressionante questa cosa. Capitini, qui siamo a un anno dalla morte, Capitini siamo nell'aprile del 67, più o meno, Capitini morirà poi nell'ottobre del 68, per capire anche proprio poi c'è una formula che Capitini ha inventato per descrivere questo rapporto. Dice, leggo nell'Espresso il tuo programma per l'America del Sud. Dolci è diventato una figura internazionale, sono i suoi grandi viaggi, e dice, se ci vedremo prima del tuo viaggio ne parleremo. Poi dice, è un altro mio sogno che tu realizzi. L'altro grande sogno che Capitini voleva realizzare, che venne realizzato da Dolci, è il viaggio in India che fa Dolci. Sì, ancora Capitini. Nel caso che tu abbia in progetto, qui siamo al 13 dicembre del 67, un viaggio che tocchi l'Italia centrale, tieni presente che ti vedrei molto volentieri, fosse anche per 2 ore tra un treno e l'altro. È straordinaria questa ansia questa tensione, diciamo. L'anno della morte, 68, Capitini dice, peccato che non posso fare un giro d'orizzonte con te. Siamo al 30 di gennaio e il 18 aprile dice, controllo sempre la mia salute e si domanda, ci vedremo una volta, ci vedremo ancora una volta. Questo legame, secondo me, per intendere la natura bisogna mettere da parte le fonti storiche, la sociologia, anche quella pubblica, la sociologia politica pubblica, e bisogna rivolgersi alla letteratura, alla poesia, utilizzare altri strumenti.
possiamo utilizzare gli strumenti che lo stesso Dolci e lo stesso Capitini che ci hanno dato, che sono sono stati anche dei grandi poeti, e possiamo rivolgersi anche alla grande letteratura, perché è possibile ragionare sulle storie di vita, come anche sulle teorie, accostando e confrontando il bagaglio di sapere che si è accumulato nel corso del tempo. Allora, per esempio, io ho trovato due espressioni, una, adesso lo racconto dicendo solo i titoli, due espressioni, una in una grande poeta del Novecento e l'altra nello stesso Capitini, che restituiscono questo legame, e la grande poeta che probabilmente i ragazzi conoscono, forse alcuni di loro hanno anche letto, è Wisława Szymborska, la grande poeta che ha scritto il libro La gioia di scrivere. La gioia di scrivere è anche una grande metafora che restituisce, diciamo così, questo legame. E c'è una delle poesie, si chiama Un amore a prima vista. Quello tra Capitini e Dolci è un amore a prima vista. Dice all'inizio di questa poesia: sono entrambi convinti che un sentimento improvviso li unì. E questo che accade, cioè quando la prima volta che si incontrano un sentimento improvviso li unì e loro lo sanno. L'altra, e concludo con questo, l'altra espressione viene da Aldo Capitini. Siamo all'inizio, ed è bello che questa espressione che Capitini usa si trovi proprio all'inizio, nel 1953. Capitini non so bene se è venuto a Partinico, lavorano, c'è un anno intero in cui loro progettano il viaggio di Capitini a Perugia, a Partinico, che poi non si realizza, ma c'è un anno di lettere tutto dedicato a questo viaggio. Dolci è andato più volte a Partinico e nel 1953 Capitini presenta Danilo Dolci la prima volta che va a parlare al COR, ai suoi amici, al gruppo degli amici, con queste parole. Dice, Dolci era in giro per uno dei tanti giri per l'Italia, illustrare le sue idee, e dice questo. Allora, la natura del loro legame, di questo legame, lo ripeto ancora, tra due figure luminose, non può essere descritta con un'espressione che si trova, ho finito, in una lettera circolare del febbraio 1953 che Capitini indirizza agli amici. Qui egli annuncia, ripeto, che nel mese di marzo Dolci avrebbe fatto un giro per l'Italia per presentare, le chiama così, le sue idee religiose e sociali di unità, amore e continuità economica, e scorge tra l'opera di Dolci e la sua un legame, questo è Capitini, di vicinanza e di immedesimezza. Ebbene, i due amici non dipendono l'uno dall'altro, ma sembrano rispecchiarsi l'uno nell'altro, avanzando insieme lungo due strade che si incontrano nella medesima direzione. Questa è l'idea dell'immedesimezza. Fino quasi a farsi, questa non ha niente, è un'espressione storica, diciamo, quasi una sola persona. Con le parole di Dolci, concludiamo su questo, Dolci ha descritto, parlavo prima delle interviste, devono essere come fonti di una storia di questo tipo. C'è un libro intitolato Conversazioni con Danilo Dolci di Spagnoletti, ha descritto il legame che c'era tra figure come Capitini, come Giuseppe Di Vittorio scusate, un altro personaggio importante, e Don Zeno Saltini, con questo modo.
E questa descrizione può essere estesa al rapporto, cioè in questa cerchia di figure luminose, lì è il posto di Dolci. Sono persone autentiche che alla base hanno qualcosa in comune, qui è Danilo Dolci che parla, una visione profonda della vita, il modo di attingere alle radici di essa, cercando di guarire, costruire, integrare. Quanto sforato? No, praticamente perfetto, grazie, perfetto nei tempi. Adesso c'è un cambio di relatori, credo, così proseguiamo subito. Allora, chiamo Salvatore Costantino e Diego Gambetta e Valeria Pizzini al tavolo dei relatori. Va bene, Sì. Allora, do subito la parola al prossimo relatore, Salvatore Costantino, che parlerà sulla costruzione della società civile e della democrazia. Prego. Ieri abbiamo avuto un dibattito molto interessante. Mi ha colpito anche l'attenta partecipazione dei giovani. Questo mi induce anche oggi a cercare di tentare un rapporto anche con la platea e anche con i giovani, ancora più ravvicinato sulla presenza di Danilo Dolci e dell'esperienza da lui realizzata. Ma vorrei sintetizzare rapidissimamente alcuni degli aspetti che sono venuti fuori ieri. Intanto mi pare che c'è stata una sintonia nell'individuare una categoria centrale dell'azione dell'opera di Danilo Dolci nella interdisciplinarità che lui costruiva nel rapporto con grandi intelligenze di livello locale, nazionale e internazionale. Forse è un aspetto che non viene sottolineato abbastanza, che nei rapporti internazionali, ad esempio, Danilo Dolci intrattenne un rapporto anche per iscritto con un grande filosofo, sociologo che è Jürgen Habermas. Vada per tutti il riferimento che faccio al manifesto che Danilo volle, come dire, formare, manifesto sulla comunicazione. È un aspetto che sfugge. C'è un intervento di Danilo Dolci di Danilo Dolci sicuramente, ma anche di Habermas, che sottolinea l'importanza della costruzione delle reti. Le chiamava appunto la rete del riconoscimento. È un aspetto poco sottolineato, ma voglio procedere ancora. C'è questo aspetto fondamentale
interdisciplinarità e anche l'empirismo, ecco, l'empirismo di Danilo Dolci. Io mi trovai così occasionalmente, forse me lo indicò lui a suo tempo, a discutere con Danilo di un pensatore americano, un certo Charles Wright Mills, che è uno dei maestri dell'empirismo americano. Si badi, un empirismo che non è, come dire, tutto avvitato nella statistica, come purtroppo avviene. Oggi siamo invasi dalla statistica e il dominio dell'economico ce lo impone da tutti i punti di vista, anche attraverso i processi comunicativi che sono quelli che sono, è il dominio incontrastato dell'economico. L'altro aspetto è quello della categoria di spreco. La categoria di spreco che viene forse secondo me letta così superficialmente, ma che richiede maggiore approfondimento. Io individuo, non so se il libro di Hirschman in cui usa appunto la categoria dello spreco è un aspetto fondamentale del suo pensiero economico, è quello di considerare le risorse non come risorse non esistenti, ma come risorse nascoste, ecco, che bisogna scoprire. Ecco, un ragazzo ieri, un giovane ieri poneva la questione, dice, che cosa significa, mi pare, dire cercare persone vive e cose vive. Ecco, questo, le risorse nascoste da scoprire. C'è questo rapporto, perché mi pare il libro di Hirschman uscì proprio quasi contemporaneamente a Spreco, non so se si conoscessero, ma è un altro aspetto questo importante. E poi l'altra cosa, c'è stata pure una discussione, un livello anche di discussione sui modelli economici siciliani, i modelli economici e il grande contributo che alla critica di questi processi economici diede il centro costruito da Danilo e soprattutto da due importanti studiosi. Uno era Itten, di cui si parla molto poco, l'altro è Marchione, con l'uscita di un libro che per quel periodo che rivoluzionò diciamo, anche l'analisi e i paradigmi dominanti e un po' affastellati di sviluppo economico, che consideravano lo sviluppo non certamente come progresso, ma come si è visto anche attraverso la politica dei poli di sviluppo farraginoso e incredibile. Cito questa esperienza perché mi pare importante per riflettere su Danilo Dolci, non solo sull'attualità anche della rete. Cito questo esempio perché è un esempio emblematico di quanto l'opera di Danilo, pur apprezzata molto in Italia e all'estero, non sia stata valorizzata adeguatamente. È il caso di questi due grandi studiosi che realizzano nel 1970 un libro che si chiama Industrializzazione senza sviluppo. Dicevo ieri che la categoria del senza, riferita alla Sicilia, avrà un seguito nelle analisi di grandi economisti, Siro Solavini e tanti altri che hanno scritto su, appunto, utilizzando la preposizione senza, una Sicilia senza, una Sicilia alla quale manca sempre qualcosa. Il libro, voglio citarlo perché per dire, nel momento in cui sottolineiamo l'importanza, la presenza
di Danilo Dolci e della grande rete locale, nazionale e internazionale da lui costruita, questo è un fatto importante, perché noi abbiamo avuto delle classi dirigenti in Sicilia che queste esperienze importanti che rivoluzionavano anche, collegandosi pure alla grande tradizione del movimento operaio contadino soprattutto in Sicilia, lo sciopero della rovescia aveva dei precedenti importanti già utilizzati al movimento contadino in Sicilia. Perché è importante. Il libro esce nel 1970, commissionato da Leni a Itten, che era stato direttore del centro studi di Danilo Dolci, e appena la ricerca viene pubblicata, appena il libro esce, Leni, a cui non piacque il libro chiaramente, lo ritirò, no? Da tutte le librerie. È un fatto eclatante. Dicevo ieri, è proprio un fatto, io non trovo traccia di questo di questo libro, di quello che successe dopo Leni. Non trovo traccia anche nelle ricostruzioni storiche, è un fatto importante perché era un grandissimo contributo a un'analisi attenta dello sviluppo legato non in astratto ma legato a progresso, a decisivi passi avanti anche delle popolazioni. Invece noi sappiamo la vicenda, la mancata utilizzazione di quell'analisi fu all'origine di disastrose vicende, situazioni, eccetera. Ma io non voglio, dicevo, proprio cerchiamo di mantenere soprattutto il rapporto ravvicinato con l'azione all'opera di Danilo Dolci, e con Dolci in particolare. Vediamolo attraverso la lente con la quale sintetizza il suo pensiero e la sua azione un grande matematico e sociologo che collaborò a lungo e fu anche, come dire, dal quale anche Danilo apprese tante cose insieme ad altri. Johann Galtung. Johann Galtung sottolinea in modo, come dire, estremamente sintetico e chiaro alcuni elementi centrali dell'azione dell'opera di Danilo Dolci. Cosa dice concretamente? Ecco, uno, fa un elenco, anche conoscere bene i fatti. Due, il dialogo come metodo. Il processo maieutico, la parola come co-costruzione. Ancora, partire dai bisogni essenziali, soddisfarli non avviene automaticamente senza forze nuove. Il discorso, l'intervento del giovane di ieri, che significa valorizzazione delle forze vive e nuove. Riferimento ad una sociologia umanista, olistica, come bisogno di stare insieme e costruire una società civile che nasca dal basso attraverso una pedagogia non violenta partecipante. Ripeto, Galtung lavorava a braccio, amico, tu lo sai molto meglio di me, con Danilo. Fece dei documenti che spero vengano fuori. Io non trovo più tra le mie carte alcuni documenti, alcune analisi fatte da Galtung, no? Sul territorio di Partinico e zone limitrofe. Quindi una sociologia umanista, lo ripeto, olistica, come bisogno di stare insieme e costruire una società civile che nasca dal basso attraverso una pedagogia non violenta e partecipante. Sono cose che ci parlano del presente.
il punto fondamentale: la rete sociale è più importante dell'organizzazione. Anche se Danilo era un maestro d'organizzazione, ma lui lo sottolinea in questo momento perché gli sembra fondamentale la questione della creazione della rete. Ancora, la lingua non violenta, l'azione non violenta, una sociologia dell'azione. Galtung conosceva molto bene Danilo, le sue qualità, e al tempo stesso ne conosceva i limiti. Ecco perché ieri parlavamo di non imbalsamare Danilo Dolci, ma di vedere proprio, diciamo, ciò che ancora ci può servire per riflettere sui problemi della società nella quale viviamo, che diventa sempre più meno società, anzi non società. Danilo era un maestro, suscitava i conflitti, dice, sapeva suscitare e utilizzare l'organizzazione anche per organizzare meglio la visibilità sul piano. Era un maestro di organizzazione della visibilità sul piano, tante manifestazioni che venivano, come dire, costruite molto attentamente e capillarmente. Ma Danilo era al tempo stesso maestro d'organizzazione, di strategie operative. Straordinaria era la capacità di suscitare i conflitti, di risolvere i problemi e di tessere dal punto di vista organizzativo la rete internazionale, come abbiamo visto. Analizzare, selezionare i conflitti e scegliere strategie d'azione. La ricerca di forme efficaci di organizzazione attraverso processi orizzontali di influenza, mediante la valorizzazione di voci di dissenso creativo. Per questo non si trattava solo di marciare in 2000 persone, con le bandiere al vento, dice Galtung. Questo è forse bello, ma non porta a cambiamenti reali. Si tratta invece di costruire, utilizzando lotte che costruiscono come protesta. L'azione non violenta, anche come scandalo, è stata da Dolci concepita come ricercazione mirata a cogliere spazi di possibilità all'esterno di situazioni anche anguste ed estreme. Ricerca e azione sono state però per Dolci non soltanto un espediente strumentale e metodologico, ma un modo per praticare esperienze di vita ricche e improntate al dialogo e all'agire comunicativo. Tutta la storia, le storie di vita nascono da qui, anche riferimenti di illustri sociologi che hanno scritto sulle storie di vita. Ma negli altri aspetti Dolci chiarisce appunto non solo l'impianto pluridisciplinare della sociologia dell'azione di Dolci, il bisogno di partire dai bisogni essenziali, ma anche una pedagogia non violenta. Allo stesso tempo dice Galtung che era difficile amare Danilo Dolci per la sua personalità e il suo carisma. E difatti si verificarono anche delle rotture, eccetera, anche abbastanza gravi. C'è un brano di Goffredo Fofi che ricorda questo periodo, queste rotture. Il brano è
Scofi incontrò Danilo pochi giorni, anche poco tempo prima che morisse, diciamo. Sulle ragioni del contrasto che riguardavano su come affrontare la grande trasformazione dell'Italia di allora, lo sviluppo repentino, l'emigrazione, ne parlammo, ma questi cambiamenti mi indussero a cercare nuove vie. Andai a Torino a lavorare con gli operai del Sud. Lui restò in Sicilia come prima. Quanto a chi avesse ragione sull'analisi di quel periodo, dice Fofi, non si può dire. I cambiamenti furono così, come un turbine che travolse tutti e la società mutò così rapidamente che adesso è impossibile dire di chi fu merito colpo. Vorrei concludere queste considerazioni procedendo così a sbalzi, sintetizzando tutta una serie di cose, proprio perché è importante che noi anche stamani si possa parlare in modo ravvicinato. Vorrei concludere con un intervento di Goffredo Fofi, proprio come nella prefazione che lui fece a un libro molto bello di Barbera che conviene, di Lorenzo Barbera, che va ricordato come prezioso collaboratore di Danilo Dolci, anche se lì ci fu una rottura anche traumatica. Il libro di Lorenzo Barbera è I ministri dal cielo, e Fofi dice delle cose che ci collegano direttamente al presente, che collegano l'esperienza di Danilo Dolci e della rete da lui realizzata al nostro presente, che ci continuano a parlare, dicevo, continuano a parlare e ci danno ancora molte indicazioni su come riformare la politica, su come costruire società civile di fronte a una non società come la nostra, come dicevo. Dice Fofi, nel Belice adesso, grazie alla presenza di pochi, ma determinati operatori sociali o volontari, o come forse sarebbe più giusto definirli, sollecitatori dal basso di forme di democrazia diretta e di responsabilizzazione di tutti nei confronti della cosa pubblica, di educatori nel senso di saper contribuire a far esprimere dai singoli e da una comunità le loro migliori energie, si è assistito a suo tempo a uno straordinario esperimento di democrazia dal basso, di lotte di popolo che per la persuasione e la determinazione di tanti portarono a notevoli vittorie. Grazie. Grazie, passiamo alla prossima relazione di Diego Gambetta e Valeria Pizzini dal titolo Le strategie non violente in chiave comparativa. Significate che allora qui la puoi controllare se vuoi leggilo via. No, no, perché tipo riga per riga. Magari lo faccio in piedi su.
Spariscono i piedi. Sto in piedi per non sparire dietro lo schermo. Pensate che Vincenzo sia diventato un ventriloquo. Ringrazio Vincenzo per l'opportunità che mi dà. Il mio interesse in... mi sentite? Non mi sentite? Pazienza. Più vicino a questo, Perfetto. più comodo. Il mio interesse in Danilo Dolci e nelle sue forme di protesta. Per cui io Cari colleghi, ma che è successo? L'impressione è che la sala sia stata scollegata dalla videochiamata. Se qualcuno ha i contatti di chi è presente in sala riesce magari ad avvisare? Sono una studentessa della LUMSA, ah, ok, si sono collegati. riprendo. Quindi ci furono una serie di proteste, qui ve le elenco brevemente. Fece 9 di giugno di protesta, l'ultimo del 78 per la riapertura di una scuola che non poteva essere raggiunta per via di danni stradali, ma la maggior parte fu dal 52 al 67. E dato interessante è che il più lungo fu di 9 giorni e in tutto digiunò 41 giorni più o meno. Questo è interessante perché lui deve la sua fama, il paragone con Gandhi, a un'azione estremamente limitata, quindi vuol dire che fu effettivamente molto efficace nel farle e nel pubblicizzarle.
Ne fece altre, il famoso sciopero al contrario, di cui chi c'era ieri ha sentito, che consiste nel lavorare senza paga, un simbolo di voler lavorare comunque. L'occupazione della piazza del municipio di Roccamena, credo per la costruzione, un'altra delle cose che fece per la costruzione, per incoraggiare la costruzione della diga sullo Iato. Fece 200 km di marcia, questo proprio imitando Gandhi, in 6 giorni, quindi abbastanza lungo, per il controllo idrico e il lavoro nel 67. La rinuncia alla difesa in un processo per diffamazione, questo si può vedere anche questo come un danno, perché aumenta le probabilità di essere condannati. Quindi si prende dei sacrifici di questo tipo. Quindi i sacrifici consistono nel deperimento fisico, nel lavorare senza paga, nel rischiare l'arresto e nel rischiare la condanna. Ce ne sono altri, però questi sono i principali, soprattutto i digiuni ebbero un impatto. Il primo digiuno fu, come ci è stato ricordato prima, a Trappeto, dove lui si sdraiò sul letto, se disse non sapevo cosa fare, non potevo sopportare di vedere un altro bambino morire di fame, e non sapevo cosa fare, mi sono sdraiato sul suo letto e ho cominciato a digiunare, quasi come se gli fosse venuta un'ispirazione per questo. Questo è interessante perché dice: se fossi morto, sapevo che sarebbe stato molto più chiaro il peccato di omissione, cioè di aver omesso di aiutare un bambino povero. Perché dice, a pochi chilometri di distanza da dove è successo questo, la vita scorre nel modo in cui noi fortunati conosciamo e nessuno si è preoccupato di questo. Se rischio la pelle, se muoio, questo diventerebbe molto più chiaro. E disse anche, se io da vivo, se io vivo non provvederà l'amore, io morto provvederà il rimorso. Cioè c'è l'idea che se te lasci morire qualcuno che digiuna per protesta, ne proverai un rimorso. Dopodiché venne un dottore, dopo 6-7 giorni venne un dottore, diagnosticò la gravità del suo stato di salute, prescrisse che lo sciopero della fame, il digiuno fosse sospeso. La regione si mobilitò, mandò 2 prelati e lui ottenne la prima cosa che il suo modo di protestare permetteva di ottenere, e cioè delle misure, seppur provvisorie, contro la disoccupazione. Di che situazione stiamo parlando? Fatemi fare un passo generale su questo. Qui è un caso in cui c'è un agente, un attore sociale che reclama giustizia da un altro attore che la può dispensare. Se l'attore che la può dispensare, che ha più potere in genere, resiste, viola i patti, ignora la richiesta, ha delle scelte, oltre ad esistere e rimanere nella situazione di partenza. Prima di tutto può chiedere l'intervento di terzi potenti, come la legge, la Chiesa, magari in Sicilia anche un'altra provincia, che fortunatamente è più debole di questi tempi. Può provocare lotta violenta contro, come fu nel 68, ci furono molti casi di questo genere, e può dire sono disposto a fare violenza a B per ottenere la giustizia che desidero, anche a costo di danni a me stesso. Lo sciopero tradizionale è quello: io non vengo pagato e la fabbrica non produce. E le missioni suicide sono il caso estremo: io muoio, però danneggio il mio oppositore. Infine, può pensare a fare violenza a se stesso. Lo sciopero al contrario, il digiuno, farsi danni fisici, rischi, eccetera, dimostrano, cioè, sono casi in cui uno decide di lottare facendosi del male.
Questo può essere fatto per ragioni dimostrative, che vuol dire io ci tengo così tanto a questa causa che sono disposto a soffrire per essa. E questo fa effetto, mette la causa in luce di fronte all'opinione pubblica. Oppure può essere negoziale, oppure tutte e due. Cioè negoziale vuol dire io smetto di fare questo se tu fai. Quindi è una forma di contrattazione in cui uno mette quello sulla bilancia. Ed è di questo che volevo occuparmi rispetto a quello che ha fatto Dolci, ma permettetemi una digressione abbastanza curiosa. Questo modo di protestare, di rivendicare i diritti, ha una storia sia nel tempo, in Irlanda, sia nello spazio, in India. Fatemi dire due parole sull'Irlanda. Nel VII secolo esisteva un metodo di protesta contro l'ingiustizia, specificamente usato e progettato per i deboli, che si chiamava, come pronuncerebbero loro, Trushka o Silacem, ed era, Silacem vuol dire digiuno, ed era una possibilità che avevano, era codificato innanzitutto, ed era usato dai deboli contro i poteri, una forma di self-help per ottenere giustizia. Interessante che dovesse essere messo in pratica davanti alla casa di colui che aveva commesso l'ingiustizia. Questo era per farsi giustizia privata. Notate. Ci sarebbe un bel risparmio, velocizzazione dei tribunali, se potessimo fare questo, e aumentava la pressione sull'ingiusto. Se l'ingiusto lasciava morire la vittima, il codice prescriveva che dovesse compensarne i parenti e in più vivere in un posto, come si dice, contaminato, maledetto, no? Dalla maledizione che gli lasciava la vittima dell'ingiustizia. India. Gli studenti qui possono cominciare a imparare se vogliono protestare con questo metodo. In India, il mio sogno segreto è di incontrare un mafioso e raccontargli questa storia e vedere la faccia. I Charan sono una casta indiana, sono ancora presenti adesso, anche se non fanno più quello di cui sono famosi storicamente, che era attiva dal periodo Moghul, dal XVI secolo. Agivano come garanti e mediatori di transazioni economiche, facevano recupero crediti, si occupavano di sancire fidanzamenti, ma facevano anche accordi politici tra clans del Rajput, che è l'insieme dei clans del nord e nord-ovest dell'India. La cosa interessante che mi attirò anni fa a queste cose fu che minacciava, si diceva, se tu rompi i patti che noi garantiamo, qui Don Ciccio ti dice io ti faccio. No, gli dice io me lo faccio a me. Questo è lo che vorrei vedere, la faccia del mafioso cosa dice. Per cui dicevano, se tu violi quello io mutilo. Dopo sì, si sente Così, scolgiato. più vicino. Dicono io comincio a fare del male ai miei figli, poi a mia moglie. Forse bisogna cambiare. Ecco. Se potete ascoltarmi e non vedermi, mi siedo. Ecco. Va meglio. Non posso. Va bene. Non ce l'ho. Quindi, alla fine, dopo aver fatto del male a familiari e a spose, potevano fare del male a se stessi, fino a immolarsi, se il contratto veniva violato. Sembra che sia stato usato pochissimo, perché la minaccia era estremamente efficace. Chi non rispettava un patto garantito da un charan e lo induceva al sacrificio ne avrebbe ricevuto una maledizione perpetua. Quindi qui il meccanismo di enforcement era una superstizione, se vuole chiamarla così. Comunque la credenza che la maledizione di un charan era
perpetua e durissima. Comunque la loro forza è anche interessante perché i clans del Rajput in guerra mandavano le famiglie alla casa dei Charan perché erano inviolabili sostanzialmente. Erano sotto quel tetto lì, non ti potevano toccare. Torniamo a noi, ma questo dovrebbe dirvi che questa strategia di far male a se stessi non è una roba così transitoria per il genere umano, cioè esiste ed è stata utilizzata. Quindi usare la violenza rispetto a questo è una differenza significativa. Brevemente dirvi dove ce la possiamo aspettare, soprattutto dove non ci sono alternative, perché non puoi fare altro. Quindi nelle carceri, nei campi di prigionia o rifugi per i migranti, per esempio. Ce la possiamo aspettare se c'è una debolezza relativa tra A e B, tra chi può concedere, risolvere il problema di giustizia e chi invece lo patisce. E quindi lo vediamo tra popoli colonizzati, suffragette, ok, e poveri in genere. E devono esserci comunità ricettive, perché se voi vi metteste a digiunare, a farvi del male davanti a Matteo Salvini, non gliene importa un fico secco, per cui non avrebbe effetto. Quindi ci deve essere qualcosa di responsive dove lo fai, no? Che può essere una comunità religiosa. I vantaggi, questi sono interessanti se voi pensate di fare proteste. Prima di tutto lo potete fare in pochi. Non è una protesta che ha bisogno di grandi numeri e ha bisogno di pochi mezzi, basta non mangiare. Non incita gli oppositori alla violenza, in questo senso è veramente una non violenta, no? Perché guardate la citazione che Valeria ha scovato, cioè che la polizia si erano convinti che li prendevamo in giro. Questo credo sia durante l'occupazione pacifica della piazza di Roccamena. Non sentire. Sciopero al contrario. Lo sciopero al contrario. E quindi abituati a gente che reagiva violentemente non sapevano come comportarsi. E poi c'è una ratio costi-benefici, che è quello a cui ho accennato all'inizio, cioè lui ha avuto dei relativamente grossi successi nel fare queste cose, spendendo poche risorse, in totale scioperando, facendo il digiuno per 41 giorni in totale. Questo però non è avvenuto solo grazie a quello. Questo forse lo posso... voglio solo dire una cosa di questo. Prima di tutto, perché uno sia credibile a fare questo, dovete essere sicuri che non vi prendano per matti. Dovete essere sicuri che non sospettino che voi mangiate di nascosto e dovete essere sicuri che credano alla vostra minaccia. Questo è uno che va fino in fondo. Di nuovo, il Matteo Salvini di turno direbbe no, ma quello non va mica fino in fondo, quello smette, facciamogli tirare la cinghia che accetta. E in questo la vita privata del leader, secondo me, è fondamentale. Cioè, se tu nella tua vita hai fatto sacrifici importanti, come fece Gandhi e come fece Dolci, perché ne fece diverse. Mollò una carriera da architetto a Milano, che poteva essere di successo, lasciò una fidanzata, mostrò frugalità sempre nella vita. Sposò una vedova con 5 figli in un paese, si trasferì in Sicilia, cioè rinunciò al benessere e alla vita così come possiamo concepirla noi borghesi.
Qui potete chiedervi, ma perché dovrebbe cedere? Primo, avete visto con i Ciaran, si può aver paura delle maledizioni, no? Perché dovrei cedere al fatto che tu digiuni? Puoi credere alle maledizioni, oppure viola delle norme come quella che porterebbe al rimorso se tu lasciassi morire qualcuno. Non si può lasciar morire una persona, non si deve punire chi lotta per una causa giusta. Torci parla di rimorso, di peccato di omissione. Le norme possono essere di B, cioè chi ha il potere di mettere a posto la situazione, o di chi ha potere su B. Cioè io posso fare effetto sulla comunità, sugli elettori, sulla Chiesa, che possono indurre B, un ipotetico presidente della regione, a intervenire e a fare qualcosa. L'ultima slide. Dolci non affronta queste proteste. Quando si dice la protesta non violenta, si pensa a qualcuno di buono, come dire, di quasi ingenuo nell'affrontare la cosa. Lui era tutt'altro che ingenuo. Faceva queste cose con pragmatismo. Ieri hanno usato questa parola, cioè pensando strategicamente a quello che faceva. Infatti cura molto la pubblicità degli eventi, no? Previene la violenza, perché se si introduce la violenza in un evento di questo tipo, l'effetto è rovinato, no? Tenere lontano i violenti. E fa per esempio in un caso dice ai contadini che dovevano protestare di non portare neanche il coltello per il pane, per evitare questo tipo di incidenti. Quindi non è solo per ragioni di principio che evita la violenza, è anche per rendere queste strategie efficaci. Evita gli estremi, non è che vuole ottenere tutto subito, ha degli obiettivi ragionevoli, e questo è una delle ragioni del successo. E questo lo vedete anche da quello che dice lui nel libro del 68, dove dice: la pace che amiamo, che dobbiamo realizzare, quindi era un pacifista, non è dunque tranquillità, non è evitare i conflitti necessari, ma capacità di lottare e vincere in un modo nuovo. È salute, pienezza di vita, anche se nell'impegno ci lascia la pelle. Quindi questo è il succo della situazione. Finisco con una slide che mi piace molto perché lo mette, questo signore è Danilo Dolci, e questo lo riconoscete? È Peppino Impastato. E quindi si vede questo legame con un episodio importante con la Sicilia, e per ottenere di poter trasmettere una trasmissione illegale, perché non potevi usare le onde radio per trasmettere quello che non era sancito dal prefetto, non so più da chi. Comunque Franco Alasia, il suo grande amico, e Pino Lombardo si sono rinchiusi in un locale con 100 litri di benzina. Qualsiasi atto da parte vostra di fare violenza, questo si rivolge alle forze dell'ordine, può attentare alla loro vita. Quindi vedete che com'era il modo di ragionare. Scusate. Bene, grazie. Un altro cambio di relatori, e chiamo al tavolo. Facciamo una pausa adesso. Okay. Quindi una pausa, 10 minuti. Allora sì, visto che siamo stati ai tempi, abbiamo 10 minuti per prendere qualcosa, un caffè, eccetera. Vi pregherei di rispettare insomma l'orario di rientro, perché questo ci consente di avere un po' di tempo per la discussione. Grazie. Sentivo male, c'era qualcosa che non andava. Sì, però anche il suo tono di voce basso. Ha un tono basso.
Vabbè.